Marco Aurelio Pasti, presidente sezione Venezia di Confagricoltura. Che cosa è emerso dal confronto di oggi? Ma è sempre utile confrontare idee e quindi il punto dell'annata agraria del 2021 è stata un'occasione per confrontarsi su quello che è l'agricoltura veneta e sulla direzione in cui si vuole andare. Siamo un po' un punto di svolta, a mio giudizio, in questi anni perché abbiamo una crisi energetica che sta impattando sul settore con l'aumento dei prezzi dei concimi, oltre che l'energia direttamente impiegata, e abbiamo una nuova PAC, una nuova politica agricola comunitaria che verrà implementata dal 2023 col piano strategico nazionale. E cosa vi aspettate nello specifico, anche a fronte della crisi energetica? Ma la crisi energetica probabilmente è una crisi strutturale, abbiamo vissuto anni di prezzi molto bassi e questo ha disincentivato gli investimenti e quindi ora con la ripresa economica, con l'aumento dei consumi ci troviamo di fronte a un'incapacità di fornire abbastanza energia per la ripresa economica. Questo può avere un effetto pesante però sul rallentamento della crescita stessa e quindi sostanzialmente dobbiamo avere delle soluzioni di pronto effetto per superare le crisi imminenti e immediate, ma anche avere delle prospettive di lungo effetto. Quindi dobbiamo essere in grado, ad esempio, di essere più efficienti nell'utilizzo dei concimi e di riuscire a investire di più sul risparmio energetico in questo comparto. Poi le soluzioni purtroppo impiegano molto tempo a essere applicate perché c'è molta burocrazia da svolgere, quindi magari ci sono anche le risorse ma non c'è la capacità di spenderle. Il Veneto forse da questo punto di vista, è emerso stamattina, è più efficiente di altre regioni d'Italia dove la capacità di spesa è inferiore, però anche in Veneto la burocrazia è spesso una palla al piede delle imprese.